Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Cristian Miceli, il bambino di 13 anni collassato ieri mentre era in una scuola di Santa Flavia in provincia di Palermo, è stato dichiarato morto cerebralmente. Cristian è stato portato all'ospedale dei bambini di Palermo, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma purtroppo l'encefalogramma è risultato piatto ed è stato dichiarato morto cerebralmente intorno alle ore 16 di oggi. Il confronto del DNA tra una ragazza bosniaca e Denise Pipitone, la bambina scomparsa l'1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, ha dato esito negativo. La ragazza bosniaca non è quindi la ragazza scomparsa di Mazara del Vallo. Si è appreso infatti che la ragazza vive alla periferia di Roma ed è nata il 29 settembre 2022, una data che non corrisponde alla data di nascita di Denise Pipitone nel 2000. I carabinieri del Ross hanno scoperto circa 1 migliaio di biglietti che si ritiene siano scritti o indirizzati al boss Matteo Messina Denaro nel suo nascondiglio a Campobello di Mazara e nelle 2 case della sorella Rosalia. Queste note rappresentano una miniera d'oro di informazioni che gli inquirenti stanno attualmente analizzando. Sardegna e Sicilia dovrebbero far nascere una compagnia aerea che mette in connessione tutte le isole italiane fra loro e con il continente. Antonio Moro, assessore ai trasporti della Sardegna, lo ha detto nel corso di un incontro a Palermo su autonomia e insularità organizzato da Innovazione per l'Italia in collaborazione con Fondazione Sicilia e patrocinato dalla Regione Siciliana. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.